Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni bellunesi in America e non solo. Oggi conosceremo una storia dal Canada, questo paese che si trova in America del Nord, che fu destinazione nel 1900 di tanti migranti veneti e particolarmente di bellunesi. Attualmente ci sono quasi 40 milioni di cittadini canadesi, circa 1,5 milioni hanno sangue italiano. Un paese bellissimo, con panoramiche mozzafiato, dalle montagne ai laghi, ai fiumi, ai prati. È il secondo paese più grande dopo la Russia. Canada è una giovane nazione americana la quale riconosce l'importante lavoro dei cittadini italiani, i quali hanno contribuito allo sviluppo del paese. Bene, in questa occasione siamo con un giovane italo-canadese, lui è Massimo Demenec, che ci racconterà un po' della sua vita. Ciao Massimo, come stai? Ciao Ernestina, tutto bene? Lei come va? Bene, bene, molto bene. Massimo, per chi non ti conosce, presentati, di qualcosa su di te, cosa fai di bello nella vita. Ok, allora ciao a tutti quanti in tutto il mondo e specialmente quelli a Belluno e tutti i bellunesi. Mi chiamo Massimo Demenec, io sto qua a Windsor in Canada, ho 31 anni e faccio un direttore di relazioni pubbliche. Ecco, stupendo. Parlaci adesso dei tuoi origini bellunesi, no? Da dove sono partiti i tuoi antenati? Raccontaci un po'. Allora, la mia famiglia ha le origini in più di un posto nel bellunese. Allora, il mio nonno è nato a Pirago di Longarone, mia nonna Faè di Longarone, ma i miei bisnonni, allora i genitori di nonna sono nati a Forno di Zoldo e a San Pietro Comelico e i genitori di nonno sono nati a Longarone, il padre, e poi la mamma a Ospitale. Allora hanno fatto un bel giro della Valle del Piave. Ecco, sì. Sì. Tu sei Allora, mai andato? Hai potuto tornare? Uh, una volta nel 2006 con tutta la famiglia, i miei genitori, mie sorelle e mia zia, e io sono tornato in Italia nel 2018, 2 anni fa, da solo. Allora ho fatto il viaggio di ritorno, se posso dire, di mio nonno. Lui è emigrato qua in Canada e io ho trovato di tornare in Italia a vedere i Mm. posti di origini di mia famiglia. Ecco, hai potuto trovare qualche parente che magari era ancora lì, non so se hai contatto con quella famiglia, anche, non so, la casa magari da dove sono partiti? Ho trovato la casa di nascita di mio nonno, per caso. Bello. Come mai per Ho, caso? ho incontrato un cugino mio e ho chiesto, ma lo sai dove è nato mio nonno? Senza pensare, lui ha detto, sì, 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 io ti faccio vedere dove è Mhm. nato mio nonno. Allora ho potuto mettere la mia mano sulla la pietra della casa e sono emozionato così perché dopo 97 anni mio nonno è nato nel 1922, allora dopo 97 anni ho potuto toccare la casa Ecco. del mio nonno. È stato un momento speciale. Eh sì, ti credo, una vera e propria emozione, figurati. Ok, adesso raccontaci un po' della storia di immigrazione della tua famiglia, come sono arrivati, com'era il paese che hanno trovato. Poi, quello che ha trovato era quello che aspettava lì in Canada? Sapevano già qualcosa? E poi quando sono arrivati, cosa trovò veramente? Come tutti, quando pensano del Canada, pensano del freddo. Le montagne fa freddo sempre, 12 mesi dell'anno sotto zero, ma veramente non è così. Durante l'estate 30 Mhm. gradi, 40 gradi, dipende da dove vai, ma solo nelle montagne rocciose, Alberta, British Columbia, fa così freddo perché le montagne fa la neve, è sempre più freddo della valle. Dove Mhm. siamo noi a Windsor, noi siamo vicino a Detroit, allora è un clima interessante, possiamo dire. Scusa, Uh, Detroit negli Stati Uniti? no, 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 in Canada, ma dove Ah, Windsor è vicino a Detroit. Allora il fiume 1,5 chilometri da una parte Stati Uniti,
dalla nostra parte il Canada. Ecco, quello volevo. Siete così vicinissimi, praticamente? Proprio sì, sì. Allora, la storia di emigrazione della mia famiglia, il mio nonno ha deciso nel 1956 che lui voleva emigrare, ma non sapeva dove andare. Allora, lui voleva emigrare, ma il suo capo, dove lavorava, lui ha detto al mio nonno, devi andare a Milano. A Milano c'è tanta opportunità, tanti posti di lavoro. Allora, mio nonno pensava, ma ha detto no, io faccio la mia strada, faccio quello che voglio. Scusa, Il lui suo amico che lavoro faceva lui lì? era un elettricista a Longarone. Mhm. Allora, lui insieme a uno dei suoi fratelli hanno deciso andiamo in Canada. Allora, hanno trovato due amici e hanno deciso andiamo in Canada. Ah, Loro sono stupendo. andati a Montebelluna Mhm. per prendere un biglietto di permesso dal Ah. governo canadese a Montebelluna. Allora, sono andati, poi sono tornati e lui ha detto a mia nonna, io parto per Canada, io devo andare, devo trovare una vita più migliore per la Mhm. nostra famiglia. Mia nonna, senza pensare, ha detto no, no, io resto qua in Canada, io resto qua in Italia, non voglio andare in Canada, perché Oh, tutta la famiglia era in Italia. Allora, pensa. dopo qualche giorno, mia nonna finalmente ha capito che tu devi andare, devi trovare una nuova vita. Allora, loro sono partiti la prima settimana di luglio del 56. Sono arrivati a Halifax, qua in Canada, il Mhm. 27 di luglio di 56. Hanno preso il treno. Loro si sono sbarcati a Halifax senza guardare, guardavano intorno, ma cos'è questa Canada? Canada cos'è? E Non hanno come, sentito niente. perché hanno scelto Canada? Sai, ti hanno detto? C'era più Avevano qualche opportunità. idea? C'era opportunità qua in Canada. Allora il governo Mm. canadese per gli operai, per la gente che voleva lavorare nelle fabbriche, differenti posti qua in Canada, Mhm. allora hanno deciso va bene andiamo in Canada. Com'è stato quel primo arrivo? Nel senso, geograficamente, racconta un po' anche per i nostri telespettatori che non conoscono magari, in quella zona ci sono delle montagne, com'è il clima? Ci sono dei laghi? Perché sappiamo che a Belluno ci sono le bellissime Dolomiti, ci sono dei laghi, tutto, ma com'era la Canada che avevano trovato? Canada è così grande. Canada è il paese, il secondo più grande in tutto il mondo, fuori dalla Russia. Mhm. Allora, il Canada è grande. Da una parte c'è Newfoundland, la provincia più est del Canada, Mhm. circondato di mare. Poi all'ovest c'è British Columbia con le montagne rocciose. Che Eh, bello! Noi abbiamo più di 1,5 milioni di laghi qua in Canada. Sì, montagne dappertutto in ovest del Canada, ma dove siamo noi è una mischia di pianura e Ok. colline, dipende dove sei. Noi siamo vicino alla zona delle Great Lakes, allora 5 laghi di acqua fresca che fanno il confine con gli Stati Uniti. Quindi un po' qualcosa di simile trovavano, nel senso magari dei laghi, un po' il clima. Voi siete anche luglio che sono partiti, era anche l'estate come in Canada, immagino. Sì, sì, sì. Allora, ma come ti ho detto prima, che tutti pensano che il Canada fa freddo. Allora, quando il mio nonno ha deciso di venire in Canada, lui ha detto, ma fa freddo in Canada? Dobbiamo mettere più di una maglietta, dobbiamo mettere vestire come di andare in montagna. Allora, lui mi ha detto che quando lui si è sbarcato a Halifax, Mhm. faceva un caldo da morire. Il Uh, 27 di luglio per noi è l'estate, e allora era caldo. E lui mi ha detto più di una volta che io non pensavo che Canada era così, perché guarda, come racconta la canzone, America, America, come sarà questa America? bravissimo, sì, sì. Allora,
loro pensavano che cosa dobbiamo aspettare, cos'è questa Canada. Ma per lui, dopo più di 60 anni adesso, lui si è abituato alla clima canadese, ma tanti giorni lui vuole tornare. Immagino. Sempre in mente di tornare. Quindi la prima impressione è stata di non trovare il clima che avevano pensato. E poi quando è arrivato lì tuo nonno, dove si è stabilito, cosa ha fatto, che lavoro svolgeva? Allora, mio nonno era un elettricista quando lui è partito dall'Italia, ma qua in Canada per essere un elettricista è difficile, devi avere un license, una Ah, licenza certificazione magari. certificazione, sì, grazie. Allora, lui ha trovato un po' di lavoro nelle zone delle fabbriche per guadagnare qualche soldo, qualche soldi per mandare in Italia alla mia nonna per la famiglia. Il mio papà e i suoi fratelli erano bambini sotto di 10 anni, allora per una mamma devi trovare qualcosa da mangiare per i bambini. Allora, Certo. la storia di tutti gli emigranti. Allora, lui ha lavorato, devo pensare, posto giusto, ma lui ha lavorato come tutti nei campi, ha lavorato in un posto di... mannaggia, scusa. No, tranquillo. Allora, ho scritto per chiarire un cantiere di demolizioni. Ok, sì, Allora, sì. lui ha dovuto pulire tutto, non capiva la lingua. Allora, quando qualcuno ha detto devi mettere questo a questo posto, ma in inglese, put it this way, put it there, lui guardava, ma cosa ha detto questo signore? Non ho capito. Allora, se io non faccio quello che devo fare, loro mi mandano via, devo tornare in Italia. Dopo quello lui ha lavorato come elettricista. Allora, lui ha trovato lavoro con un elettricista privato, andare nelle case per un anno, 2 anni, ma era difficile. Allora, perché mio nonno era un uomo troppo gentile e voleva aiutare tutta la gente, ma senza chiedere aiuto da nessuno. Allora, è difficile da fare da solo. Ma dopo di quello lui era un elettricista e lavorava per la General Motors, la compagnia degli automobili, qua per quasi 25 anni. Ecco, la tua nonna era già arrivata o quando verrà il resto della famiglia? Nonna dopo un anno, 57. È venuta col tuo papà o no? Mio papà e i miei zii. Mio Quindi anche papà tuo aveva... padre, tu sei figlio di un migrante bellunese, Sì, sì, nipote e sì, mio figlio. papà aveva 6 anni E com'è quando com'è stato l'arrivo? Anche l'integrazione con la scuola, immagino, con altri bambini o in quartiere? Com'è stato per lui? Anche la la nonna, lingua... no? Certamente. Sì, sì. Per mio papà la lingua era difficile, perché come tutti doveva imparare una nuova lingua. Ma per fortuna loro hanno preso una casa nella zona italiana qua a Windsor. Allora, tanti dei suoi colleghi e quelli che andavano a scuola insieme a lui parlavano italiano perché loro avevano la stessa storia di emigrazione. Allora, era più facile per lui e i miei zii perché poteva capire tutti gli amici avevano la stessa storia, quasi la stessa storia. Ma era Scusano, anche bellunesi o di altre parti dell'Italia? non tanti bellunesi, penso che non tanti bellunesi, ma altre parti dell'Italia, ma tanti veneti, tanti trevisani, tanti padovani, ma i bellunesi erano non in tanti qua a Windsor, più a Toronto o più a Montreal. Sì. Ecco, com'è andata dopo anche per la nonna, che la mamma che veniva con i bambini, cosa ti raccontava per, magari? per la mia nonna, mio nonno racconta sempre, anche mi ha raccontato la settimana passata, che nonna voleva tornare in Italia. Per quasi 10 anni voleva tornare in Italia. Poverino. Ogni mattina questo non è la mia casa, questo non è la mia casa, tutta la famiglia è in Italia, ma anche un fratello di mia nonna è emigrato in Argentina.
prima Guarda, di lei. Sì, ti ricordi più o a meno la Mendoza. zona? A Mendoza. Ah, bellissima provincia, sì, sì. Anche sì, ci sono delle montagne, figurati. Sì, sì, Molto sì. bello, molto come Belluno. Non mi ha raccontato più di una volta, ma ero più giovane di adesso, allora non ricordo tanto quello che mi ha detto mia nonna, ma parlava sempre del suo fratello in Argentina. E per caso io sono rimesso in contatto con una cugina per la prima Stupendo. volta su Facebook. Lei ha visto qualcosa che ho scritto sul sito dei Bellunesi nel mondo e mi ha mandato un messaggio e ha detto: scusa, ma tu sei il nipote di questa signora? Ho detto: sì, sì, tu chi sei? Io sono Ah, Argentina. stupendo, ma che emozione! È anche per quello un po' lo scopo, no, di Bellunesi nel mondo, anche delle diverse famiglie, il poter riavvicinare, anche di rifare questi contatti. E chissà, magari altri parenti ti sentono in questa intervista e dicono: ah, Sì, non so, mi speriamo. ricorda quel nome. Sì, Figurati. sì. Ok, beh, sinceramente fino a questo punto stupendo. Raccontami un po' adesso, eh, non so, immagino che la tua famiglia certamente non era l'unica, mi hai detto prima che c'erano tanti bellunesi, ma sai qualcosa di com'è stata la migrazione bellunese in quella zona? Se erano, beh, in tanti pochi che lavoro facevano, come si riunivano magari? Allora, qua in Canada tanti bellunesi, come tanti italiani, sono arrivati a Toronto, la città più grande in tutto il Canada, quasi 4 milioni di persone. È Allora, molto, tanti, scusa, molto lontana da Windsor, da dove sei tu? 400 chilometri. Ah, Non è troppo lontano, ma non troppo abbastanza. vicino. Sì, sì, sì. E allora tanti bellunesi hanno deciso di lavorare in campagna per raccogliere la frutta e le verdure tutto durante la stagione, ma tanti hanno lavorato in costruzione, hanno fondato le aziende per costruire le case, fare le strade, allora hanno fatto strada, possiamo dire, Eh, qua in Canada. Tanti di loro anche nei lavori specializzati, elettricista, idraulici, quello così, perché qua in Ontario le fabbriche dominano dappertutto. Allora, i lavori specializzati era una cosa che hanno deciso di fare. Le donne, anche mia nonna, puliva le case. Allora andava nelle case, puliva le case, faceva la lavanderia e tutto quello così. Eh, Era lavoro per guadagnare i soldi e per guadagnare un po' di riprendere l'onore qua in Canada, perché come emigranti era difficile eh e sì, tutti. tanto sacrificio, tanto lavoro che hanno fatto, tante sfide che hanno trovato, non è stato mica facile, una bella avventura, sinceramente. Eh sì, a Windsor, io ricordo quando ero più giovane che c'era una famiglia bellunese nel mondo qua a Windsor, Mm. ma tutti dei soci erano anziani. Allora, dopo tutti questi anni, gli anziani non ci sono più e i giovani non volevano prendere Mm. questo gruppo per continuare. Ah, Allora, beh, mi spiace, no, ma tu hai contatto con qualche giovane magari o siete in contatto in qualche modo? O cosa qui a si potrebbe Windsor anche fare, a tuo parere, come per riavvicinare quei giovani, quei discendenti di Bellunesi? Uh, io devo dire a tutti i giovani, non soltanto qua a Windsor e in Canada, ma per tutti i giovani, tutte le seconde generazioni di italiani, specialmente bellunesi, voi dovete essere orgogliosi di essere bellunesi, di essere italiani. Voi dovete continuare la storia che hanno creato i vostri nonni, i nostri genitori. Questi gruppi di bellunesi nel mondo, dappertutto, è una cosa speciale per mantenere i nostri radici. Se io posso riorganizzare i bellunesi qua a Windsor, specialmente i giovani, per mantenere, speriamo che possiamo andare avanti.
per mantenere la Parlando un po' di storia. questo, no? È evidente da dove parte il tuo amore per le tue radici italiane, no? Cosa stai facendo anche tu magari? No? Raccontaci un po' di quello che fai per tenere presente le tradizioni italiane nella tua vita. Raccontaci anche, così sappiamo, no? Quanto di quello serve per tenere presente anche nei giovani quella eredità culturale, no? Per tenere salvo quel legame con le nuove generazioni. Cosa si potrebbe anche fare se non per avvicinare i giovani, o cosa si sta facendo magari in altre associazioni che tu hai conoscenza, magari non soltanto bellunesi. Sì. Prima di tutto, per mantenere le radici e per continuare la storia, dobbiamo parlare con i nostri nonni e i nostri genitori e i nostri parenti, perché loro sanno più di noi come si deve comportare come un buon belumat, come un buon italiano, come un buon italo-canadese. Allora, parlare con i nonni, parlare con gli anziani dappertutto. Se vai a prendere un caffè a un bar e se tu trovi un italiano, puoi chiedere cos'è la vostra storia, raccontami qualcosa, come si può essere più orgoglioso. Allora, per me, quello che faccio io, mia mamma non è bellunese, mia mamma è ciociara, vicino a Roma, una provincia Ah, vicino a Roma. Allora, io sono stato eletto come un direttore nel gruppo dei ciociari qua a Windsor. E io che faccio parte interessante. di quello. Adesso io sono il più giovane di quel gruppo. Allora, per me è un onore di essere eletto come quello più giovane e faccio quello che posso fare per parlare e riprendere i giovani, posso dire, nella zona di Windsor e dappertutto nella nostra zona per Mhm. insegnare un po' Ah, sì. la mia storia. E penso che se loro sentono che un'altra persona o ascoltano che un'altra persona della stessa età ha questo orgoglio, anche loro possono avere l'orgoglio, anche loro possono imparare un po' di più. Certamente, anche qua fuori dall'Italia, noi penso che magari anche lo condividi, ci sentiamo, siamo tutti italiani, al di là magari del posto specifico da dove sono partiti i nostri antenati, ci sentiamo in quel senso e vogliamo che quello non venga perso, anche essere in contatto, uniti fuori l'Italia. Sì, sì. Lì Eh, nell'associazione Ciociara che mi dicevi, cosa fate sì. con i giovani? Ci sono delle attività? Allora, i soci contano 2000 qua al Ah, Ciociaro Club di Windsor. Noi siamo il gruppo dei ciociari più grande in tutto il mondo, fuori dall'Italia. Allora, noi abbiamo un youth group, un gruppo per i giovani. mhm. Loro giocano a calcio, anche insegnanti che insegnano l'italiano, la lingua, la storia. Stupendo. Ogni estate noi abbiamo un summer camp per i bambini. Mhm. Abbiamo 150 che partecipano ogni anno per 2 settimane. Le nonne vengono per insegnare ai bambini come si fa il pane, come si fa questo, come si fa quello. Le nonne parlano solo in italiano, Oh, non in ma inglese. guarda, Questi giovani devono imparare. Una nonna eh, mi ha raccontato che ho trovato i bambini che non parlavano in italiano. Allora, per far imparare a questi bambini, io non ho parlato in inglese. guarda, Fine è della molto settimana. importante per vedere quella trasmissione della lingua che poi è molto importante perché è il veicolo fondamentale della cultura, la cultura che ci appartiene anche perché è una nostra eredità, quindi complimenti sinceramente. Sì, sì, grazie. E poi Eh, raccontami un po', no, nel quotidiano, nella vostra vita, no? Che l'italianità immagino che sto vedendo che è tanta, no? Ma magari particolarmente quella bellunese, se no quella italiana. Quanto vedi che sia rimasto di quella, migrazione bellunese, di quelle tradizioni, quella eredità culturale? La puoi vedere, non so, nel cibo, frase, qualche tradizione? Quanto è rimasto di quello? sì. Specialmente la mia famiglia, mio nonno parla più bellunese che italiano. Ah, Allora, stupendo! Dobbiamo un mio giorno farle nonno, un'intervista anche tuo nonno, così ci racconta anche lui. no, sì.
Sì, lui parla specialmente nel dialetto, col mio Che bello. papà, con i miei zii. Allora, io ho provato di imparare un po', perché quando io sono tornato in Italia 2 anni fa, volevo fare un'impressione, una bella figura a quelli in Italia. Ho provato una volta e loro sono rimasti sorpresi, ma questo giovane del Canada come conosce e parlare il nostro dialetto è Ecco. impossibile. Allora, Sì, la anche che in lingua... Brasile succede quello, non so se hai mai sentito, immagino quello del Talian, che è Sì, questa sì. mescolanza, questa mistura bella tra il portoghese e anche il dialetto che è l'italiano. Sai qualche parola in dialetto? Ci puoi dire qualcosa in dialetto che ti ricordi? Ah, Anche una frase, un saluto. sì, 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 devo pensare un po'. Forse prima di finire questa Ok, intervista dai, posso ti pensare un po'. aspetto. Sì, sì. Magari il saluto della fine. Sì. Allora, le tradizioni qua, come un buon bellunese, facciamo la polenta durante Ah, che l'inverno, buono. facciamo il vino ogni anno, dobbiamo mantenere le nostre radici, allora facciamo quello che possiamo fare. Io ho imparato a cucinare un po', mio nonno mi ha insegnato, lui è il re della polenta, allora lui Guarda che... comanda al focolaio, nessuno può girare la polenta, solo lui. Allora lui mantiene le sue radici così, anche insieme nella mia famiglia abbiamo fatto tutto che possiamo fare per mantenere la storia. Allora ho avuto l'onore di conoscere il sindaco di Longarone 2 anni fa, Roberto Padrin. Allora posso salutare Roberto. Ciao Roberto. Anche noi, E ciao Roberto. buon compleanno anche a Roberto, perché penso che oggi è il suo Sì. compleanno. Allora, lui mi ha dato 2 o 3 libri della storia dei bellunesi e dell'emigrazione della valle vicino a Longarone. Allora abbiamo letto insieme, io e mio nonno. Oh, che Eh, bello. lui mi ha raccontato tutte le storie e tutte le sue esperienze quando era un bambino, quando era giovane, quando ha fatto il militare. Anche mio papà racconta tante volte quello che lui si ricorda dell'Italia quando era giovane. Allora facciamo quello che possiamo fare. Nei bellunesi qua a Windsor adesso non esiste più la famiglia dei bellunesi nel mondo perché i soci sono troppi anziani o sono passati, ma tante volte i trevisani qua a Windsor mandano un invito ai Guarda. bellunesi Ma devi per prendere la un... torcia, adesso devi recuperare quei anche i discendenti, beh, se non ci sono già gli immigrati, i discendenti che immagino ci sono. Oh, ci sono, ma è difficile Ti per capisco, sì, prendere, sì. organizzare un gruppo, perché tanti giovani non vogliono conoscere la storia e non vogliono mantenere i Ti capisco radici. perché un po' succede anche qui in Argentina, immagino che in altri paesi dove sfortunatamente o beh, si allontanano o non hanno trovato magari il posto dove poter riunirsi o almeno essere in contatto, non soltanto fisicamente, a volte trovare, non so, qualche attività o qualche vincolo, qualche persona che ti dica, beh, anch'io sono un discendente di migranti come te, avere cose in comune, no? Tipo una ricetta, parlare di questo della polenta, qualche parola in dialetto, quello Sì, anche prendono un po' l'energia, l'entusiasmo quando sentono una parola che da anni che non sentono, un nome, come è successo con i tuoi parenti che magari hanno letto qualche nome su internet e lì è come che si è recesa la fiamma di quella passione, di quella cosa che sì. avevano dentro, ma che magari era un po' addormentata, no? E È anche, proprio sì, il senso di così. appartenenza di quelle persone. Tu hai detto una cosa così interessante perché ho trovato qualcuno che è un giovane dei origini bellunesi. Proprio per caso io giocavo a pallone 2 mesi fa. Eh, Ah. ho perso la palla, ho detto qualcosa, io non posso dire adesso, ho detto Oh. qualcosa, non ho perso la palla. Questo ragazzo mi ha guardato e ha detto, ma scusa, tu sei italiano? Ho detto sì, sono italiano, ma con quella parola ho sentito un dialetto strano, ma tu sei bellunese? Ho detto sì, sono Ma bellunese. che stupendo!
ma anche lei, lui ha detto sì, finalmente ho trovato un altro giovane Oh, ma bellunese. che bello! Ma dobbiamo prendere una birra dopo questo, eh? Noi siamo avversari adesso, ma Sì. quando l'arbitro fa il fischio di finire la partita, dobbiamo andare a trovare un posto per una birra. E l'avete fatto? Sì, è stata Eh? una Complimenti, lo cosa devi stupenda. portarlo, devi recuperarlo come bellunese. Ma lui era discendente o, è discendente o era un bellunese immigrato, Era, diciamo? era discendente, era come me. Allora, il suo padre e i suoi nonni erano emigrati. Capito? Sì. È Ecco. una cosa speciale. Beh, Allora, devo trovare un po' di più di gente qua in Windsor. già un socio, quell'amico del pallone, diciamo, socio numero uno della famiglia Siamo Bellunesi in di due adesso. Windsor. Siamo in due. Stupendo, sì, sì. Sì. Ecco. Bene, Massimo, è stato un piacere veramente. Vuoi inviare qualche saluto per i bellunesi nel mondo? Allora, un saluto a tutti i bellunesi del mondo, dal Brasile, Argentina, Australia, Stati Uniti, Canada, in Europa. Un saluto dal Canada, un bellunese qua in Canada. Spero di conoscere ognuno di voi, ognuno di questi anni. Facciamo un bicchiere di vino insieme, facciamo una polenta insieme. Allora, Ernestina prima mi ha chiesto se io ricordo qualcosa che diceva mia nonna. Allora, se ricordo benissimo, nel dialetto è la bocca non si straca finché non sa la vaca. Allora, vuol dire il pasto non è finito, la cena non è finita finché non si assaggia il formaggio di Malta, il formaggio fresco. Allora, Oh, che ho, buono. allora, ho trovato le parole giuste che diceva mia nonna. Giustissime, certamente, è così. Beh, Massimo, ti ringrazio nuovamente e ci ritroveremo di sicuro nuovamente con un'altra puntata con tutti gli amici canadesi e anche con tuo nonno e tuo papà che dobbiamo fare un'altra intervista. A voi, tutti i cari bellunesi nel mondo, vi invio un forte abbraccio dalla fine del mondo. Arrivederci amici, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per il montaggio.